Adesso sono in centro a Sogliano e sto andando a comprare i panini per l'escursione. Qua panini comprati, sono pronti per una bella camminata. Ecco qua carissimi, finalmente arrivato ad Asiago. Non sono riuscito ovviamente a parcheggiare dove avevo in mente, ossia al Palaghiaccio. Ho parcheggiato qui un po' più verso la Migros, diciamo. Prima tappa di oggi laghetto Lumera, poi a piedi fino a Forte Interrotto, e da Forte Interrotto proseguirò più avanti dell'ultima escursione fino ai cimiteri del Monte Moshag, e da lì dopo vedrò in base al tempo e l'orario come sarò messo. Ed ecco qua il famoso laghetto Lumera. Molto bene, dopo aver fatto un breve giro, avete visto un video brevissimo del laghetto Lumera. Vabbè, questa era comunque la prima tappa dell'escursione di oggi. Adesso per Forte Interrotto stesso inizierà l'escursione appunto nella sua parte nuova, diciamo, che oltre a cui non sono arrivato l'altra volta. E vedete tutte le varie mete possibili. Interrotto in un'ora a piedi. Oh, fermi tutti, mi dimenticavo un aneddoto importantissimo, la data. Siamo a sabato 8 aprile, nonché la vigilia di Pasqua. Dov'è che la posso passare se non in montagna in una bella escursione? Ok, qui siamo finalmente usciti dalla parte più urbanizzata dell'escursione e adesso vedete qui si aprono tutte le montagne del lato nord, tutte le prime, le più visibili. Tanto Montefior che ha ancora neve, qualche traccia. Eccomi qua, appena arrivato al stupendo Forte Interrotto. Adesso vediamo un po' il tempo, tutt'altro che clemente oggi come da previsioni. Piuttosto di stare a casa a perdere un'escursione portato via K-Way, amen se pioverà. Adesso faccio pausa pranzo, un panino qui nella panchina dell'altra volta e dopo pronto a partire in direzione cimiteri del Moshag. Nel mentre io mi vesto, perché in salita faceva un caldo quantomeno intenso, diciamo. Magliettina termica. Bene, pronto a pranzare. Molto bene, andiamo a scartocciare il panino, uno dei due. Mamma che fame, oh ragazzi. Perché dopo si prosegue laggiù e si va al Monte Moshag. Molto bene, sono le 13:32 e nel mentre la temperatura è crollata, infatti vedete che ho indossato anche la felpa e l'immancabile scaldacollo. Adesso appunto, come dicevo, avanti verso il sentiero della pace. Ok, questo lo sapevo, ma Luca Attanasio, Vittorio Iacovace, Mustafa Milambo. Cominciamo. 50 minuti per i cimiteri del Moshag. Dopo questa è l'indicazione per tornare indietro, vabbè. Adesso appunto ci troviamo nel punto 8, vedete evidenziato Monte Moshag.
Adesso un altro po' più avanti, appunto arriveremo ai cimiteri. Ah, che bello, un po' di neve residua di questa settimana. Mi sembra abbia piovuto da noi mercoledì, se non sbaglio, giovedì, non mi ricordo adesso di preciso. Qui in montagna è nevicato, anzi è nevicato di la verità fino ad Asiago. E qualcosa ha resistito qui all'ombra. No ragazzi, vabbè, questa qua è stupenda, oh, guardate che pozza glaciale di neve che ha resistita finora, spettacolarissima. Oh. Oh, ma nevica pure oggi? No, vabbè, questo qua è il colmo. Praticamente ogni montagna qui ha la sua brigata. Sul Monte Zebbio l'onorevolissima brigata Sassari, qui è il Monte Mosciag l'altrettanto onorevolissima brigata Catanzaro. Impressionante leggere la descrizione lì nel cartello, da pelle d'oca. Mamma mia, c'è tantissima neve qua in mezzo agli alberi, guardate lì in mezzo, no, non si vede tanto col telefono. C'è un bel spessore di, penso, 30-40 centimetri ancora. Ecco qui adesso vi mostro con immenso rispetto il cimitero Moshag 1. Come vedete qui nella didascalia il Moshag 1 dove riposano 289 soldati austriaci. Adesso vi mostro questo che è ancora più grande, il Moshag 2 che è proprio qui dietro con ben 853 soldati caduti e sepolti qui. Mamma mia, questo è impressionante, oh. Sembra proprio come quello al Monte Zebio. Eccomi qua a commentare la fine dell'escursione, perché appunto non la farò proseguire oltre. Fermo qui, adesso al limite mi godo un po' il luogo, rifletterò un po'. E quando si è in questi luoghi si fa fatica anche a commentare perché perlomeno io preferisco il silenzio e non andare a. Cioè, d'altronde le tabelle esplicative qui parlano già a sufficienza senza andare ad aggiungere altro. Se verrete da queste parti vi basterà leggere appunto per farvi un'idea. E comunque per tirare un po' il sommo dell'escursione, esteticamente non è stata una delle più belle, diciamo, però i cimiteri qui tra l'altro mi hanno donato una sensazione come se in questo posto ci fossi già stato, ma in realtà non è proprio così. Boh, sapete quando avete quella sensazione appunto di essere già stati in un posto, ma non ricordate quando? Comunque adesso probabilmente vedrete qualche fiocco che cade intorno a me perché ho visto che ha ricominciato. Finora ho fatto 15.400 passi. Mamma che spettacolo! Nevicatina di aprile. E spero che il video vi sia piaciuto o comunque se siete anche appassionati di storia così vi sia piaciuta la zona. E commentate al di sotto come ho visto avete fatto nel video del Forte Lisser che è piaciuto parecchio.
Ecco, comunque torno a parlarvi un attimo solo per dire che adesso il sentiero che prenderò parte qui dal lato nord del Moshag 2. Vedete ci sono i cartelli segnalatori, i paletti segnalatori, prosegue super di là. A quota 1350 metri voglio operare una deviazione. Questo Monte Kess lo sento nominare spesso, però non l'ho mai proprio filato di striscio. Adesso voglio togliermi questa curiosità. Ed eccomi qua, arrivato al monte B. Kess, e non so come si pronunci correttamente, con un pallido sole e precipitazioni appena terminate. E niente, dall'alto dei 1100 metri in cui mi trovo ora vi saluto. Ripeto, spero e mi auguro che l'escursione vi sia piaciuta. Il tempo oggi proprio niente da fare, però ho visto la neve, quindi vai così. E niente, ci vediamo alla prossima escursione che non ho ancora ben in mente quale sarà. E vabbè, intanto vi saluto.